Lei ha una poesia da dedicare a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV, ce la può leggere? Senza dubbio. 3, Allora, 2, 1. Lingua siciliana. La lingua siciliana amo assai, per chi desi parola alimeavi. Dopo che ne scivi, pure io la parlai, e di tanto in tanto la cantavi. Ave tanti vocaboli e proverbi, ma anche espressioni particolari, per non parlare di tanti verbi e di usi e costumi familiari. La parlo perché sogno siciliano, che crescevi, feci casa e famiglia, lo portavo avanti piano piano. Che du che dico, nesce di cuore, lo posso ora dire forte forte, questi sono fatti e non parole di una lingua antica che mai muore. Ingegnere Mario, lei ha scritto questa poesia in apertura del suo vocabolario siciliano-italiano. Certo. Eccolo qui. Ma quanti vocaboli contiene questo? Circa 6.000 vocaboli sono, circa. Qual è la lettera con più vocaboli? E la lettera S con 1073 circa, mi pare 1073, sì. Ah, perché l'esigenza di scrivere un vocabolario? Perché ha scritto questo vocabolario? Allora, l'ho scritto intanto per, diciamo, rinverdire le cose che sono ormai in disuso. Cioè, il vocabolario, la lingua si parlava una volta, cioè si parlava in casa negli anni 60, 50, eccetera. A scuola ci si andava, sì, ma si avevano difficoltà a parlare in italiano e spesso si parlava anche in siciliano a scuola. Naturalmente con i rimproveri dei professori, perché appunto la lingua siciliana doveva essere messa da parte, perché dovevamo portare avanti l'italiano, che era diventata la lingua ufficiale dello Stato. Io l'ho scritto appunto per non perdersi quel patrimonio culturale e linguistico che è insito nel mio cuore e che io darò alle prossime generazioni. Ecco, dobbiamo valorizzare la lingua siciliana e soprattutto lo dobbiamo fare portando questa lingua, questo patrimonio nelle scuole, nei giovani. Benissimo, e infatti io cercherò quest'anno di bussare alla porta della scuola qua di Rocca, sperando che mi venga aperta, ma non che mi venga chiusa subito dopo che esco. Volevo dire che io, oltre al libro, per dirle quanto mi piace la lingua siciliana, io ho scritto 6 commedie in lingua siciliana e lei non sa quanto sono ben volute e ben ascoltate, c'è una partecipazione incredibile. Cioè, il teatro attira moltissimo, non tanto la poesia quanto il teatro, e io andrò avanti su questo campo. Il teatro, ne ho scritte 6 e spero di farne ancora. Ma ci può leggere qualche vocabolo in siciliano con relativa traduzione? Sì, certamente, certamente. Limericchia, ecco, la limericchia è l'antico lume ad olio. Quando l'elettricità non esisteva nelle case, si usava il lume e la limericchia. La limericchia era un lume più piccolo, serviva per spostarsi da una stanza all'altra. Invece di portare il lume che era grande, si portava la limericchia. Ecco, era la famosa torcia di oggi. Grazie allora per aver realizzato questo lavoro. Allora amici, fateci sapere cosa ne pensate. Intanto noi vi auguriamo una buona serata con questo bellissimo tramonto. Fateci sapere da dove ci state seguendo. Noi siamo al santuario della Madonna del Tinderi a Rocca di Capreleone, uno dei santuari più piccoli che scopriremo poi magari in un altro video sempre su Bella Sicilia e Onda TV. Ciao ciao!